Questo è l'ultimo giorno in cui vedrete la carreggiata sud di Viale Parco percorribile. Da domani infatti questo tratto sarà inibito al traffico per i lavori che riguardano la realizzazione della metropolitana leggera che collegherà Cosenza Rende all'università. A 24 ore dall'avvio dei lavori gli operai sono al lavoro, alcuni sulla carreggiata nord, delineando le strisce blu che delimiteranno i parcheggi a pagamento, e altri hanno iniziato la fase preliminare. Per il momento verrà chiusa solo una carreggiata, quindi la carreggiata rimanente percorribile Viale Parco sarà percorribile solo in direzione Cosenza. Mentre per quanto riguarda la direzione nord la strada sarà quella di via 24 maggio a senso unico verso nord, oppure quella dei pupilli in doppio senso sia verso sud che verso nord. Quando sarà pronta fra pochi mesi la strada di via Reggio Calabria, quella nei pressi di Reggio Calabria, una nuova viabilità alternativa, questo comporterà una normalizzazione del traffico. Dunque, da domani Viale Parco sarà percorribile solo in direzione sud verso il centro commerciale Due Fiumi, mentre la viabilità alternativa riguarderà via 24 maggio in senso unico e via Popilia in doppio senso, in attesa di ultimare i lavori in via Reggio Calabria che collegheranno al ponte di Calatrava. Come visione municipale un proprio percorso di accompagnamento con una presenza massiccia sia nei punti di arrivo a Viale Parco, e quindi spiegare dove si può andare, e sia proprio nelle strade che oggi saranno più trafficate come le pupille di 24 maggio, dove ci deve essere una maggiore attenzione per quanto riguarda la sosta irregolare o altro tipo di infrazione, proprio perché oggi saranno più percorse rispetto a prima. Questa è la nuova viabilità per altri 3 mesi, periodo in cui prenderanno il via i lavori nell'altra carreggiata di Viale Parco che inibiranno completamente al traffico questa arteria. Un altro snodo cruciale a pochi giorni dall'apertura delle scuole, che si spera non creerà ulteriori disagi alla circolazione veicolare. Qualche disagio iniziale ci sarà per quanto riguarda invece l'uscita dalla città, però come tutte le cose noi speriamo che ci sia poi quella fase di transizione, poi ognuno, poi tante volte il traffico è anche una questione di mappe mentali, una volta imparata il percorso alternativo non dovrebbero esserci problemi.